credo che debba essere questo il nostro punto massimo di preoccupazione, quindi dobbiamo concludere che qualcosa bisogna fare. Poi miracoli non ne fa nessuno, ma adesso è ora che ci occupiamo della possibilità di dare un po' di lavoro in giro, di far girare un po' i pagamenti per le imprese che stanno saltando, cercare di fare qualche iniziativa che un po' di opere pubbliche. Bisogna dare un po' di possibilità ai comuni di fare qualche investimento in questo momento, che possono farlo rapidamente. Bisogna occuparsi anche di politiche industriali e vedere attraverso quali canali, ad esempio l'efficienza energetica. Noi possiamo mobilitare un po' di risparmio anche privato che si può pagare sui prezzi dell'energia e dare un po' di lavoro e così via. Insomma, io credo che un tavolo buono oggi dovrebbe essere un tavolo che il Parlamento, il governo, le organizzazioni sociali si occupi di vedere un menù per il lavoro. Questo mi pare l'emergenza assoluta. Invece si discute l'articolo 18, lei spera davvero che prima delle amministrative si riesca a fare un passaggio parlamentare? Ma io ci credo per il ragionamento che ho fatto fin qui, adesso noi dobbiamo occuparci anche di qualcosa d'altro, no? Io non sottovaluto l'importanza delle regole del mercato del lavoro, non le sottovaluto, e voglio che siano affrontate in modo civile, in modo moderno, in modo serio, ma noi dobbiamo occuparci di come dare un po' di lavoro, non possiamo stare mesi e mesi attorno solo al tema delle regole, ripeto, pur importanti. Quindi io invito a fare una cosa normale, cioè noi dobbiamo fare una cosa che assomiglia alle migliori esperienze europee per quel che riguarda il mercato del lavoro. Non possiamo fare delle ricette esotiche, dobbiamo applicare le migliori esperienze europee, che a giudizio di tutti devono un po' somigliare a quella tedesca e a quella danese. Questo per dirla in parole semplici, insomma, no? Ecco. Se noi conveniamo su questo possiamo rapidamente aggiustare le norme che arriveranno e non sono ancora arrivate e, ripeto, cominciare a occuparci un po' di sostanza, come dare una mano all'impresa che innova, come dare una mano all'impresa che è in crisi di liquidità e quindi come favorire un po' di investimenti e un po' di lavoro. Alfano insiste, siete schiacciati dalla CGIL. Ma insomma io ormai non rispondo neanche più a queste non so come definirle, non voglio essere offensivo. Ecco. Noi siamo un grande partito, più grande di quello di Alfano, e ragioniamo con la nostra testa. Naturalmente ascoltando lavoratori, imprenditori, ma ragionando su una nostra idea di società, che per esempio non può prevedere la nostra idea di società che il posto di lavoro sia unicamente, semplicemente monetizzato anche in assenza di una giusta causa di licenziamento. Questo non appartiene al modello di società che abbiamo in testa noi e non assomiglia ai migliori modelli di società che ci sono in Europa. Punto. Il resto tocca ai sindacati fare il loro mestiere, tocca alle associazioni imprenditori fare il loro mestiere, ma tocca ai partiti avere anche un'idea di quale sia l'Italia che vogliamo nel futuro. Segretario, lei ha incontrato Alfano e Casini e li ha incontrati l'altro giorno, insomma le sembra che su queste basi sia possibile arrivare a un qualche tipo di intesa anche con gli altri partiti? Ma io penso che ragionando, approfondendo sia possibile, anche perché, insisto, noi non poniamo un tema di bandiera del PD, ci sono tanti approfondimenti, tanti pronunciamenti. Io ho sentito parole sagge, per esempio, dal presidente di Confagricoltura l'altro giorno quando eravamo lì, le avranno sentite anche loro. Ho sentito parole molto sagge del cardinale Bagnasco, quanti imprenditori hanno detto ma cerchiamo di risolverlo quel problema, perché non è il problema principale, il problema centrale. Quindi se non vogliono ascoltare me, ascoltino un po' chi si sta pronunciando, ascoltino qual è il grande orientamento dell'opinione pubblica italiana, che non è un orientamento a conservare, è un orientamento a riformare, però tutti assieme, non possiamo accendere dei fuochi inutili in un momento così difficile, tutti assieme si cambia, si riprende la strada. Grazie. Scusa.